Bentornati, grazie a casa che continuate a seguirci. Qua durante la pubblicità le persone parlano, si scambiano informazioni e fanno sinergia, questo è importantissimo. Adesso noi vogliamo parlare però con Guglielmo del negozio My Sweet Laura, perché io questa sera faccio pubblicità a tutti quanti. Allora, Guglielmo, commerciante del centro, fai parte dell'associazione, Associazione Commercianti del Centro. Di che iniziativa parliamo? Cosa avete combinato ultimamente? Non siete mai fermi, vulcanici, raccontaci. Allora, al microfono. la nostra associazione si è sempre prefissato l'obiettivo di fare delle cose concrete per venire incontro alle richieste dei commercianti, perché lo scopo principale della nostra associazione è quello di far rivivere il centro. Quindi un'azione concreta che la nostra associazione ha messo in piedi è quella di semplificare e abbaratare i costi per tutti i commercianti per quanto riguarda l'impianto delle luci di Natale. È un tema un po' difficile perché di solito il commerciante si deve arrangiare da solo, Certo. per cui una via che magari anche può essere una piccola via dove sono presenti solo 7-8 commercianti, devono cercare di raggiungere un accordo fra di loro, chiamare 1 o 2 impiantisti. Gli impiantisti vengono, magari vedono che sono pochi commercianti e diciamo, fanno dei preventivi che non sono realizzabili Certo. perché diventano troppo onerosi. Certo. E per il contrario, tanti impiantisti puntano sulle vie principali dove ci sono i negozi più grandi o dove Certo, quindi c'è una un budget maggiore maggiore. Esatto. Quindi noi abbiamo Microfono vicino cercato, alla bocca, per favore, microfono. e la nostra associazione ha cercato di fare una cosa diversa quest'anno. Quindi ci siamo chiesti perché non siamo noi a organizzare questa cosa, nel senso di far intervenire noi direttamente l'impiantista e di fronte a una richiesta di una massa critica maggiore avere una scontistica maggiore e quindi Certo. poter arrivare al commerciante anche quello che si trova nelle piccole vie che sono quelli più colpiti da questa crisi con un costo che è di molto inferiore a quello che veniva praticato anni Possiamo passati. quantificare per capire, avete tagliato i costi di un 40%? Beh, guardi, su alcune vie noi abbiamo sentito che anni passati per negozio venivano chiesti addirittura 400 euro, 350-400 euro per negozio. Parlo di vie piccole che magari hanno 4-5 negozi, Certo. che è assolutamente Oggi invece impraticabile. cosa avete spuntato? 100 euro. Quindi il fornitore si è trovato un unico cliente, per cui un unico esatto. interlocutore, quindi anche meno problemi, dover chiedere, parlare con tutti i vari negozi, quindi ha abbattuto sicuramente i costi di gestione e forse anche di installazione. Chiaro. Voi dall'altra parte avete fatto squadra, avete trovato un fornitore, spuntato il prezzo perché era una commessa importante e quindi ci hanno guadagnato tutti, possiamo dire così? Tutti, e tutto questo è stato fatto con il contributo di tutti i nostri commercianti che hanno donato il suo tempo liberamente, anche non sulla propria via, perché siamo andati a organizzare l'impianto luminico di vie che non sono le nostre, però lo facciamo nell'ambito del commercio della città. Certo, Per cui questo a livello bellissimo. che abbiamo fatto una cosa nel bene della città, donando il nostro tempo libero che diciamo, è un lavoro abbastanza impegnativo perché bisogna andare negozio per negozio, cercare di convincere o di presentare l'idea al commerciante, Certo. quindi ci vuole del tempo. Bravissimi. Massimiliano Pellizzari, ma com'è che li tiene tutti insieme questi commercianti che in teoria dovrebbero essere anche quasi in concorrenza, invece qua vediamo una massa critica unica. Come si fa? Guardi, se lei mi concede, dottoressa, vorrei veramente ritagliarmi 30 secondi per fare un applauso virtuale a tutti coloro che si sono adoperati e che si sono impegnati in queste settimane e mi creda che hanno fatto un lavoro certosino in tutte le vie della città, impiegando, come diceva l'amico Guglielmo, tempo che viene sottratto alla propria attività, per ottenere un risultato, che lo voglio sottolineare, essere storico, perché a Padova non c'è memoria di un'operazione di illuminazione natalizia così
imponente ed importante. Abbiamo ottenuto un risultato incredibile portando, diciamo, appunto, apponendo queste luci di Natale in oltre 54 vie del centro storico. Non solo del centro storico, perché ci siamo adoperati anche in alcuni quartieri, e io veramente voglio ringraziare tutti. Io non voglio prendermi alcun merito, perché devo dire che purtroppo, diciamo, sono stato distratto da altre questioni, perché, diciamo, il merito è tutto loro e veramente sono stati bravissimi, e facendo così, in tanti si sono motivati e quindi hanno, ripeto, senza nessuno che andava ad imporre niente a nessuno, hanno deciso di illuminare tutta la città in un periodo, lo sottolineo 3 volte, in cui anche le 100, le 120 o le 80 euro sono veramente una cifra importante nel bilancio di un negozio, di un'attività. E infatti quest'anno era in forse l'illuminazione appunto natalizia. Perché? Perché non si potevano spendere cifre di 200, 300, 400 euro e si pensava veramente di avere la città al buio. Così non è stato, perché è stata, diciamo, illuminata quasi tutta. I padovani, ma non solo, anche quelli che verranno dalla provincia e da fuori provincia, potranno nel Gran Natale di Padova venire in città e vedere veramente un colpo d'occhio straordinario. Bravi, veramente un complimento che viene dal cuore. Ve lo facciamo tutti un complimento, bravi. Questo è l'esempio che dal basso i cittadini possono fare molto. Io qui tra gli spalti non parliamo di commercio, ma cambiamo completamente ambito, ma è un altro esempio di come i cittadini si riuniscano per proporre e chiedere soluzioni alle amministrazioni. Massimo Rigo, consigliere oggi anche del comune di Battaglia Terme, però inizialmente ingegnere e presidente di un'associazione che lotta da tempo per che cosa? Prego, ci racconti un attimo il progetto. Sì, salve. Sì, sono il presidente di un'associazione, una ODV, Una Mano per Battaglia. È un'associazione che è nata a seguito dell'evento alluvionale che ci ha visto coinvolti quest'inverno a febbraio. Noi ci siamo organizzati in un gruppo di cittadini per proprio far fronte all'esigenza di tutti di avere più sicurezza, e quindi ci siamo adoperati innanzitutto per avere un'interfaccia diretta quindi con la nostra amministrazione comunale, e poi questo ha portato anche al fatto che io poi mi sia anche candidato e quindi sia entrato come consigliere di opposizione. Diciamo, il nostro è un esempio di organizzazione di liberi cittadini che ha fatto del suo meglio per avere una risposta dalle istituzioni. Noi... Continua a fare del suo meglio, quindi la tua presenza in consiglio è anche per essere propositivo e cercare di contribuire all'evolversi di questa situazione che vediamo appena piove, gli argini sono quelli che sono, gli scarichi, la progettualità probabilmente manca da lungo tempo, quindi c'è molto da fare e tu sei attivo in questo senso anche all'interno del comune? Sì, sono attivo all'interno del comune proprio per anche i lavori che sono di competenza dell'amministrazione. Poi tra l'altro sto cercando anche di coinvolgere l'Ordine di Ingegneri di Padova per discutere di queste problematiche che sono un po' di tutta la provincia, quindi mi fa piacere anche che ci sia il vice sindaco, perché così, diciamo, anticipo già questa cosa, il fatto che vogliamo mettere sempre più in evidenza questa problematica che affligge il comune di Padova, ed è una problematica che in un certo senso ha anche un riscontro verso proprio il commercio, dato che è il tema un po' principe di questa serata, perché nel momento in cui i cittadini che magari non sono commercianti ma sono dipendenti o lavorano in altri settori e subiscono dei danni a causa del fatto che la città in diverse zone va sotto acqua e quindi comincia ad avere delle perdite economiche pesanti, molto pesanti, purtroppo la capacità di spesa si riduce nettamente. Quindi
è importante appunto che queste siano problematiche che siano tenute da conto e è importante far forza tra di noi cittadini proprio per ottenere delle risposte e ottenere i lavori necessari per la messa in sicurezza. Quali sono gli obiettivi a breve, a medio termine? Beh, gli obiettivi a breve termine sono quelli di cercare di ottenere perlomeno almeno i contributi da parte dello Stato per poter far fronte un po' ai danni che abbiamo subito. I risarcimenti che sono attesi e previsti. Esatto, che si spera che arrivino, anche se le speranze diventano sempre più vane. A lungo termine sono invece i lavori che dovrebbero servire appunto per la messa in sicurezza. Abbiamo avuto modo di parlare anche direttamente con l'assessore Conte della Regione e quello che abbiamo capito è che il problema è sempre lo stesso, il finanziamento pubblico che rende difficile poter ottenere la realizzazione dei lavori. Quindi noi speriamo che a breve vengano realizzati dei lavori che adesso non sto a dilungarmi su esattamente in che cosa consistono questi lavori, però sono importanti e è importante che rimanga alta l'attenzione su questo tema. Assolutamente, ricordiamo l'idrovia è la grande opera, poi ci sono anche piccole opere nel mezzo perché non è sufficiente, però dobbiamo puntare ad ottenere l'idrovia come grande soluzione al problema. Voleva dire qualcosa, signora? Sì, dottoressa, buonasera. Prego. Io volevo dire una cosa, è una semplice constatazione, che so che a qualcuno magari potrà anche fare male questa cosa. Prego. Però ho letto ieri proprio sul giornale quotidiano, faccio anche il nome mattino, che parlavano dell'ospedale nuovo che hanno fatto a Monselice, no? Sì. Il polo nuovo di Schiavonia. Allora, intanto è costato la bellezza di 165 milioni di euro, così diceva il giornale. Allora io dico, perché spendere i soldi pubblici così su ospedali che funzionavano già comunque, perché quello di Monselice era stato già ristrutturato? Allora, quelle secondo me sono spese che andrebbero evitate, come andrebbe evitato il Polo Nuovo a Padova, perché comunque quelli sono ospedali che restano comunque in funzione per altre situazioni, tipo non so, dove fai la prenotazione il CUP rimane, da quello che ho letto sul giornale, a Monselice, però l'ospedale nuovo è a Schiavonia. Quindi lei dice attenzione alle spese, convogliamo questi finanziamenti dove realmente serve. Concludo solo dicendo che in un'Italia che siamo a livello idrogeologico una cosa disastrosa, perché abbiamo visto anche Massa ultimamente, quindi è una cosa che secondo me, perché investire questi soldi in delle strutture già esistenti? Poi dico anche l'ultima cosa che è successa con l'ultimo temporale fortissimo che c'è stato lì a Battaglia, per esempio, si è scoperchiata la CEC, lì abbiamo 54.000 tonnellate di rifiuti tossici. Allora investiamo su cose che non ci servono e quelle che ci servono le lasciamo lì, ma che senso ha? Grazie signore. Allora Massimiliano, facciamo un giro di chiusura puntata, tante le iniziative, molti obiettivi già centrati, però ancora tantissimo da fare. Beh, i problemi sono veramente tanti, non siamo qui a dire che sarà facile risolverli, perché nessuno ovviamente millanta soluzioni miracolose. Diciamo tuttavia che in questi anni si è fatto pochino perché molto probabilmente si era concentrati solo su alcune questioni, se ne sono tralasciate tante altre. Ma guardiamo avanti, concretamente propositivi. Dobbiamo avere davanti a noi degli obiettivi ben chiari. Noi sappiamo quali sono le formule per poter rilanciare il commercio, le posso elencare in pochissimi punti. Noi abbiamo bisogno di attrarre gente a Padova, lo dobbiamo fare cercando di far capire che ci stiamo adoperando affinché il centro non sia più blindato, non sia più che sia un centro commerciale all'aperto, possiamo chiamarlo così? Certo, è accessibile, parcheggi e servizi. Il primo centro commerciale di Padova è stato il Salone. Sì. D'accordo? Quindi noi sappiamo, noi non abbiamo preclusioni, quindi sappiamo che poi però per poter accedere al centro commerciale naturale
incluso all'interno delle mura cinquecentesche, bisogna che sia agevole, e quindi noi dobbiamo creare parcheggi, l'abbiamo detto tante volte, i parcheggi sono fondamentali, devono essere realizzati in aree limitrofe appunto al centro storico, non dobbiamo farli a 3 chilometri di distanza, perché non li utilizza nessuno. Certo. Oggi abbiamo scoperto un biglietto unico per un'intera giornata. Questo da quando sarà, mi scusi Vice Sindaco? Questo dal 6 dicembre e sarà valido per tutti i weekend del periodo di Natale, però anche i parcheggi, 150 posti, è già anche questa un'altra risposta che l'amministrazione ha iniziato a dare. Ricordiamolo, il pomeriggio dalle ore... tutti i weekend. Carico-scarico in tutti i weekend. Esatto, no, il carico-scarico sempre. Sì? Ecco, no, dicevo invece per quanto riguarda dal 6 dicembre, scusatemi, i biglietti, sì, esatto. I biglietti. Non solo il biglietto sindaco, sindaco, il biglietto singolo, scusate un po' la stanchezza di queste giornate intense, il biglietto singolo avrà validità tutta la giornata, ma anche il biglietto famiglia, quindi il genitore o il nonno, lo zio con il figlio, la validità da 3 ore viene portata a 6 ore, i parcheggi Sarpi, Fiera, Colli, i 2 capolinea, Guizza e Vigo d'Arzere saranno gratuiti, e anche il servizio tram verrà potenziato. E quindi anche questi sono, così come anche il bus navetta numero 1 che è il diretto Piazza, il numero 2 dell'Arte, anch'essi saranno potenziati. Quindi il servizio trasporto di trasporto pubblico è importante, insomma, perché c'è una sinergia anche all'interno dell'amministrazione comunale fondamentale per il rilancio reale di questa città. Si può sottolineare una cosa? Voglio dire, come vedo che ci sono tante idee e anche, diciamo, alcune geniali, i 150-160 posti auto, mi chiedo, era così difficile concepirli prima? Ma vede, lei è avvelenato col passato. Io vorrei che guardassimo avanti, perché qua c'è un ritorno indietro, invece noi dobbiamo dare spazio lei mi fraintende, lei mi fraintende, perché effettivamente questi 150, è questo che volevo, ma infatti è questo che volevo sottolineare. Prego. 150 posti auto, ok? Nati così magicamente all'interno del centro storico, era una soluzione pratica, diciamo, immediata, e che avrebbe portato, come porterà, e ne sono sicuro perché lo sta già facendo, un indotto importante al centro storico. Ecco, voglio ricordare 150, 160, credo 163 per la precisione, di posti auto che sono stati ricavati da piazzole di carico-scarico gratuiti dalle 15 alle 8 della mattina successiva o alle 7 della mattina successiva. Sono idee geniali. Guardi che se prendo la multa dalle 7 alle 8 per colpa sua... No, guardi, vado da Vice Sindaco che gliela toglie. Non credo, non lo farei mai. No, voglio dire, la cosa... voglio dire, la toglie perché non gliela mettono, perché è gratuito ed è assolutamente lecito parcheggiare in quegli spazi. Peraltro qui abbiamo anche il rappresentante degli ambulanti, Andrea Piva. Abbiamo parlato di un centro storico di Padova che a Natale sarà ricco di banchetti anche dislocati in vie diverse. È importante poi questo commercio dell'ambulante che permette poi un po' a tutti i cittadini di innamorarsi di Padova e girare anche per nuovi quartieri, nuove strade. Sì, buonasera. Buonasera. Noi abbiamo creato questo mercatino di Natale un po' per cambiare questi flussi che per anni sono sempre stati i soliti, diciamo. E allora noi creiamo un mercatino di Natale che va a partire da via Emanuele Filiberto, passerà per la Mondadori, passerà per via Verdi. Quindi vie nuove, che una volta mai percorse dai classici mercatini che vedevamo su altre strade. Esatto, poi noi quando siamo andati a proporci ai negozianti dicendo che erano tutti molto contenti e molto felici, diciamo. Certo, perché si rende viva la città. Senta, abbiamo qui il nostro vice sindaco, ha una domanda da fargli come rappresentante della categoria ambulanti. Che cosa potrebbe chiedere? Di cosa avete bisogno? Ma grazie al nuovo vice sindaco siamo riusciti ad ottenere tante cose che prima non si riuscivano ad ottenere, diciamo. Bene. Una cosa che vogliamo fare comunque è controllare questo evento questo fenomeno straniero che c'è nel mercato, diciamo. Quale? In che senso? Adesso in questo momento il fenomeno più importante straniero è il bengalese, diciamo. Arrivano da queste terre sconosciute dove non hanno nulla, ad aspettarlo sono delle organizzazioni
che li impongono nel mercato in maniera molto importante a livello economico. Diciamo, su una bancarella sono composti da 4 persone, uno in regola, gli altri 3 sono quasi tutti fuori regola. Ma questo fenomeno non è a Padova, è anche fuori Padova, diciamo. È un fenomeno molto importante, in tutto il Veneto questo fenomeno qui. Ma com'è possibile, visti i molteplici controlli che tutti gli italiani e non devono sottostare anche per avere una bancarella? Perché per quanto semplice comunque l'attività richiede un DURC, richiede tutta una serie di attività, di controlli. Sì, diciamo che dopo un anno, adesso non so, mesi, un anno, come funzioni la cosa, si passano attività l'uno con l'altro. Quindi lei mi sta dicendo, mi dica se ho colto correttamente, sì, l'italiano, la famiglia che investe su una banchetta, esatto, un ambulante, ha molto da perdere e quindi deve rispettare tutta una serie di normative. La figura che viene in Italia non ha ancora niente da perdere perché per cui lascia, magari non adempie a tutte le burocrazia, quindi non paga tutti gli adempimenti, esatto, e quando è in mora e non può più proseguire l'attività la passa al cugino, al fratello, quant'altro. Questo mi sta dicendo? Questo è vero, sì, però questo non è tanto un fenomeno che comunque diciamo che possiamo colpevolizzare i comuni se stessi. Cioè alla fine è la burocrazia in sé che grava che dobbiamo colpevolizzare, non tanto chi ha da il comune. perdere forse. Esatto. Ramundo cosa dice? Sicuramente queste iniziative non fanno che pensare e sperare, immaginare che si possa, come dire, sviluppare a Padova un nuovo concetto di economia, un nuovo concetto di socializzazione, cosa che forse fino a qualche tempo fa era impensabile perché effettivamente la gente non aveva neanche il tempo fisico di potersi incontrare per via di tanti ostacoli che venivano messi. Prima fondamentale è cercare poi di aggregare le persone, ma unendole anche in uno spirito costruttivo, certo, cioè cerchiamo di dare una mano per fare qualcosa di bene e vedendo anche una prospettiva futura positiva. Volevo fare un piccolo esempio partendo da noi stiamo aiutando con un gruppo di giovani laureati, ho creato una piccola squadra che va a dare, tra virgolette, conforto a chi è depresso in questo momento, sia per la fiscalità, sia per i problemi di concorrenza sleale che ci sono. Allora noi studiamo alcuni pacchetti totalmente gratuiti, sì, ecco questo tanto per essere chiari, per cercare di sollevare un po' lo spirito e l'anima del piccolo imprenditore o del medio imprenditore. In che modo, se posso chiederle? Beh, noi abbiamo una serie di piccole strategie che, proprio per l'esperienza mia diretta a livello internazionale, ma anche di quella di altri collaboratori, riusciamo a dare quel qualcosa in più che può aiutare il piccolo anche a diventare un attimino più grande, certo, e non pensare soltanto che se la banca non ti finanzia ti casca il mondo, che se tu non riesci più ad andare a fare quel tipo di servizio casca il mondo. Stiamo facendo aprire un po' la mente, prospettando per esempio per chi ha una certa formazione che ci sono dei lavori che attualmente non vengono assolutamente presi in considerazione, che per esempio con quel numero di partite IVA che noi vediamo in calo sono andate in disuso. Certo. Faccio un'ipotesi, nessuno più fa il vetro, nessuno più fa il pellicciaio, nessuno più fa il calzolaio, cioè ci sono piccoli mestieri ma importanti che allora ravvivano anche la città, per rispondere all'amico Pellizzari, nel senso che se noi riusciamo a riportare quel concetto di mestiere non solo crea economia volano, ma soprattutto crea anche un modo di essere, certo, della società che non è quello sociale, altrimenti ci rivolgiamo ai centri commerciali che per inciso non pagano le tasse in Italia perché le grosse catene hanno sedi legali nei paradisi fiscali. Allora vorrei che un governo, il più serio possibile, dicesse a questi signori, nel momento in cui voi vi stanziate in Italia, pagate tutte le tasse come tutti i cittadini italiani. E questa è una furbata che deve finire, certo, perché non è giusto che gli onesti cittadini contribuenti fino all'ultimo sono ispezionati, verificati, controllati e quant'altro, e questi alla grande se ne vanno via, prendono i soldi, li portano di qua e di là. Ecco, questo è un discorso che deve essere fatto. Sì, no, io credo che rispetto a tutte queste problematiche e anche a tutta questa buona volontà che ci abbiamo messo benissimo, no? Vedevo 2 punti, potrebbe essere il titolo proprio per un'altra puntata. Prego, siamo qua noi. No, 2 punti che io considero centrali se vogliamo fare un certo tipo di percorso. Da una parte è la questione che siamo il popolo, fortunatamente da un certo punto di vista, che ha più risparmio al mondo quasi, con 9.000 miliardi di euro che sono fuori dall'Italia. Ora,
i proprietari, cioè quindi i nostri risparmiatori, se li possono anche tenere dove vogliono questi soldi, ma credo che sia giusto che questi soldi perlomeno paghino sugli interessi che vengono applicati sui 9.000 miliardi una tassazione media almeno al 20%. Questo lo fanno dove è possibile, la Germania, l'Austria, l'Inghilterra, per quanto riguarda la Svizzera lo ha fatto. No, noi abbiamo ancora sul cassetto il nostro governo e i governi precedenti ancora la lista degli investitori italiani, parliamo solo della Svizzera dove ci sono 500 miliardi, ok? 2 miliardi e mezzo, facendo un conto così a spanne, potrebbero arrivare tranquillamente ogni anno dalla Svizzera, e qui non stiamo parlando di patrimoniale, qui stiamo parlando della tassazione sugli interessi derivati dall'investimento, attenzione, ok? Poi ci sono altri 8.000 miliardi. Sì, però mi scusi, volevo dirle fiscali. questo, gran parte di quei risparmiatori, mi dispiace dirlo, non si chiamano Nicola, Antonio, Giuseppe, Franco, no. Esatto. Sono dei trust o sono delle grandi corporation o società dove è quasi difficile, impenetrabile capire chi è il soggetto passivo d'imposta, per cui evidentemente anche la Guardia di Finanza vedo che arranca. Lei ha ragione, io ho imparato una cosa, che il grande risparmiatore non va a nome personale. Che quando vogliono i G8, i G20 certo. o le grandi, in una settimana, in un giorno, hanno cambiato i criteri di contabilizzazione del sistema bancario, prima che se no altrimenti fallisce, perché in pancia il nostro sistema bancario c'ha ancora derivati e titoli tossici 20 volte superiore al prodotto interno lordo mondiale, ok? Certo. E li hanno valorizzati al valore d'acquisto. Valore d'acquisto, se io compro un titolo a 90, che oggi vale 10, lo posso tenere a bilancio a 90. Ecco, quello l'hanno fatto in un giorno, ok? Quindi da questo punto di vista, per quello ho detto apriamo la discussione. Okay, la discussione, ci sono 8.000 miliardi, cioè se si deve tirare la cinghia, in sintesi, certo. se tutti devono tirare la cinghia, qualcosina lo deve fare anche quel 10% degli italiani che hanno più del 50%, e questa è una cosa. L'altra che invece è reato, che è scandalosa, è la corruzione, purtroppo la nostra regione, dove siamo al 56esimo posto assieme alla Costa d'Avorio. Okay? Quindi ci sono 90 miliardi che finiscono in tasca ai politici e ai dirigenti, che effettivamente rappresentano un cancro molto serio ed importante, ma anche un indicatore sulla capacità, sulla serietà, perché se io sono un dipendente pubblico e devo lavorare per il bene comune, devo lavorare per il bene dei cittadini, e questo evidentemente con un peso di 90 miliardi, quando sappiamo che spendiamo 70 miliardi per gli interessi sul certo. debito pubblico, credo che se non cominciamo un processo di soluzione di queste iniziative, non riusciamo a cambiare sicuramente le cose. Sono d'accordo, okay. Ma dovremmo modificare anche la giustizia, perché per esempio in America o nella grande Inghilterra democratica, chi ruba soprattutto nell'ambito politico buttano le chiavi e stai dentro 20 anni e devi ritornare con gli interessi quello che tu hai tolto, certo. Tanto per essere chiari. In Italia siamo lontani un miglio. Però intanto cominciamo con essere etici ed onesti, punto. E poi vediamo. Iniziamo dai giovani. Nicola Corsano, un giovane di fronte a questo panorama, cosa può dire? Il coraggio di cominciare lo trova comunque? Il coraggio di cominciare, noi lo stiamo trovando e abbiamo dimostrato noi, il nostro gruppo e molti anche giovani studenti universitari, laureati, laureandi, intraprendendosi con idee di imprese, idee start-up. Sono perfettamente d'accordo sul richiamare l'impresa, l'imprenditore, le persone, i politici all'etica. Noi proprio nella nostra ultima assemblea, il nostro presidente Rodolfo Cetera ha proprio lanciato questa idea del ritorno dell'etica dell'imprenditore, e dichiarando appunto effettivamente qualora qualsiasi noi giovani imprenditore, e quindi lanciando anche la palla alla Confindustria Senior, dovesse essere in qualche modo ripreso all'interno di qualche
sistema non molto chiaro debba lasciare proprio incarico di consigliere, presidente, vicepresidente, proprio per dare l'esempio. Noi dobbiamo cominciare a dare l'esempio, non possiamo alzare, puntare il dito contro nessuno. Sicuramente noi giovani stiamo vivendo gli errori e le esagerazioni fatte da un'altra generazione, ma leggevo dei messaggi che arrivavano dal pubblico: rimboccarsi le mani, punto di domanda, robe da far accapponare i capelli, sta passando in questo momento. No, rimboccarsi le mani, che è l'unica cosa che ci è rimasta e che dobbiamo fare. Diamo l'esempio e poi la politica sicuramente ci supporterà. Vice Sindaco Mosco, lei oggi rappresenta le istituzioni in questo incontro. Io ho notato grande volontà di sinergia che ha bisogno delle istituzioni. Certo, e le amministrazioni, soprattutto questa di Padova, vuole continuare a dimostrare quanto sia importante l'unione, il gioco di squadra, perché ci sia dei propositi costruttivi e perché si possano concretizzare. È vero, sono un vice sindaco, rappresento le istituzioni, ma a 27 anni rappresento anche una generazione che ha il dovere anche di rimboccarsi le maniche e come diceva il dottor Corsano e diceva Sandro Pertini, i giovani, è vero, non hanno bisogno di sermoni, hanno bisogno di esempi di onestà. L'amministrazione c'è anche perché vuole dare gli strumenti concreti, perché i giovani, come diceva Quintiliano, non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere, quindi accendiamo queste fiaccole e insieme lo si può fare. Grazie Vice Sindaco, grazie a chi ci ha seguito a casa. Io però chiudo la puntata con Paola, una donna eccezionale, commerciante del centro, in gamba, non si ferma mai. Paola, hai il microfono in mano, cosa ci volevi dire? Volevo dire che innanzitutto la nostra associazione, che si è prodigata per le luminarie, volevo fare una richiesta parlando di economia. Il gruppo nostro è riuscito a raccogliere parecchie adesioni per queste luminarie. È possibile con una banca fare una coesione con tutti i commercianti di qualsiasi categoria, ok? E portarli a questa banca come clienti e riuscire a spuntare delle agevolazioni e anche sveltire le burocrazie delle banche. Salviato, credo che la domanda sia a lei. Prego, fondatore di Banca Etica, qui. Banca Etica è una banca determinata che lavora nel sociale. Sono rimaste poche di banche con la sede a Palazzi, non sono proprio rimaste, questo è un indicatore, però credo che possa essere possibile. Sicuramente le banche di credito cooperativo rappresentano ancora un qualche cosa, almeno dal nostro punto di vista, con il quale il risparmiatore o l'investitore possa entrare, insomma, in collegamento. Quindi, vabbè. Grazie ai nostri ospiti, grazie a casa che ci avete seguito. Vi aspettiamo la settimana prossima, sempre di giovedì alle 21, con iReporter Sera.